Ecco i sindaci eletti nei comuni dell'Agrigentino secondo il responso finale delle urne. Ad Alessandria della Rocca si è concretizzata l'ipotesi che si pensava potesse accadere, ovvero il non raggiungimento del quorum ha impedito all'unica candidata a sindaco, la dirigente Giovanna Bubello, di poter essere eletta. A Burgio è Francesco Matinella, eletto con il 50,35 dei voti contro Vincenzo Califi. A Calamonaci è Pino Spinelli con il 60,04 contro il 39,96 di Rosalba Navarra. A Castrofilippo vince Franco Badalamenti con il 47,83 che supera Riccardo Serravillo e Antonio Sferrazza. A Cianciana il 55,51% dei voti consacra sindaco Francesco Martorana contro il 45,40 di Salvatore Sanseri. A Lucca Sicola è sindaco Salvatore Dazzo con il 51,54% contro il 45,15 di Gabriele Mirabella. A Ravanusa vince l'uscente Carmelo D'Angelo con il 49,11% contro Giuseppe Sortino che ha il 35,99%. Ultimo arriva il pentastellato Renato Speciale con il 4,32%. A San Giovanni Gemini si conferma l'uscente Carmelo Panepinto con il 43,58% contro Pieralberto Ancona che riporta il 34,82%. Sant'Angelo Muxaro elegge Angelo Tirrito, 27 anni, con il 59,94% contro Maurizio Cassaldo che riporta il 40,6%. A Santo Stefano di Quisquina altra riconferma è per Antonio Cacciatore che stravince con il 77,85% contro Salvatore Presti che riporta il 22,15%. A Menfi Marilena Maugeri è il nuovo sindaco che con il 40,51% supera gli sfidanti Ezio Ferraro e il candidato 5 Stelle Ignazio Perricone. Vittoria schiacciante a San Buco di Sicilia dell'uscente Leonardo Ciaccio che con l'80,28% supera l'avversario Michele Gigliotta. A Grotte vince Alfonso Provvidenza con il 53,37% contro Dino Monreale che riporta il 43,63%. Ioppolo Giancaxio riconferma sindaco Giuseppe Angelo Portella con il 59,98% contro il 42,30% di Calogero Abissi. A Licata vince il candidato Pino Galanti con oltre il 55% su Annalisa Tardino sostenuta dalla Lega e da Fratelli d'Italia.